Quinta corsa, premio Ippopista, buoni 3 anni al via, sono in 7, 1 Come il Vento, Tommaso Gambino, 2 Cico Cup, Marco Stefani, 3 Cherry Top, Max Castaldo, 4 Cobalto di No, Vincenzo Piscuoglio, 5 Century S, Roberto Vecchione, 6 Carson di Poggio, Gennaro Casolari, 7 Cracco P, Lorenzo Baldi. Stacco della macchina, veloce, Cobalto di No, va in testa su Come il Vento, mentre a largo Cherry Top, serra sotto anche Century S. Quindi viene un po' dura Cherry Top che all'esterno, Cobalto di No la mette subito sul ritmo, Vincenzo Piscoglio arriva al paletto dei 200 metri in 14,7, sempre Come il Vento, seconda alla corda su Century S. Poi vediamo il 6 di Carson di Poggio, Cracco P e in coda partito piano Cico Cup. Arriviamo al paletto dei 400 metri in 29,3. Cherry Top di fuori scoperto, all'interno è Come il Vento davanti a Century S. Ora riduce il ritmo Vincenzo Piscuoglio col figlio di Nadal Shiba e arriva al paletto dei 600 metri in 45 appena scarsi. Passaggio davanti alle tribune, sempre affiancati Cobalto di No e Cherry Top, poi Come il Vento alla corda, sposta al largo anche Lorenzo Baldi con Cracco P e va a prendere la schiena di Cherry Top, 14,7 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 59,6 con Cobalto di No sempre padrone della situazione. Tanto stenta a tenere il ritmo del battistrada Come il Vento, Cherry Top potrebbe sistemarsi secondo, ma Max Castaldo va a fare match, chilometro in 1,14,2, si staccano i due più attesi, Cobalto di No e Cherry Top, poi avanza anche Cracco P, più lontani gli altri, in retta di là, percorsa ancora in un velocissimo 13,9, Cherry Top è sempre lì ai fianchi di Cobalto di No, si avvicina minaccioso anche Cracco P, cavalli a 250 metri dalla conclusione con il figlio di Nadal Shiba che cerca di difendersi da Cherry Top, Cracco P prende le vie interne, ultima curva passata in 15, retta d'arrivo, Cobalto di No in vantaggio su Cracco P che rientra a Cherry Top, Cobalto di No finalmente riesce a trovare la sua corsa e viene a vincere nettamente, al secondo posto è Cracco P su Cherry Top e al quarto Century S, 1,13,7, ma notevole l'ultimo giro, 28,5 e 29,7, vittoria meritata per Cobalto di No, Vincenzo Piscuoglio che è guidatore, allenatore e proprietario di questo figlio di Nadal Shiba e Scala OK che viene a vincere da favorito dopo ottima partenza. Cobalto di No alla quinta di Cesena.